Siamo qua con Marino Recca, Moriago della Battaglia. Ecco, come è nata questa passione per le zucche? Ho cominciato, una volta mettevo mais, ma avendo un pezzo di terreno piccolo erano più le spese che le entrate, insomma. Allora a questo punto mia moglie ha detto butta zucche nel campo per vedere almeno così mettiamo sul giardino. E poi ho cominciato a metterle sempre di più, la gente chiedeva e ho cominciato a mettere zucche così ho meno lavoro e più soddisfazione. È anche bello metterle nel giardino, fare i cestini, perché così i bambini vengono qui per vedere, per giocano, ci sono anche i gatti, così i cani, e guardano le zucche e dopo le portano a casa per intagliarle alla sera. È anche bello vedere nel giardino tutte queste zucche colorate di mille colori. Sono venuti qui, l'ha detto anche lei, tantissimi bambini a prendere le zucche. Sì, vengono qui quelli dell'asilo, delle elementari, girano per il giardino. Una volta ne prendevano uno o due, adesso ne vogliono 4 o 5 per mettersi davanzali perché fuori non possono andare, al ristorante non vanno, i giochi non possono andare, almeno si divertono con le zucche.